guardato proprio all'ultimo, la sua cosa Sì, possiamo iniziare. Paolo. No, prima parte il sindaco. Facciamo parlare il sindaco. Buonasera, benvenuti a questo importante convegno sulla dessa lingua sarda. Questa manifestazione storica delle comunità che si vede in due disi, questo meria a Villanova Forro, grazie a Saramanna. È un'iniziativa importante in meta, poiché deputy poi questioni a Zuba sa lingua sarda che è stata approvata pochi mesi fa e dunque sa depois cercare di discutere di biga le punti possibilità che questa lei nuova poi tempo sui genitori loro. E in questa prima parte di questa questione intendi prima di tutto su sindaco, il saluto su sindaco di Villanova Forro, Maurizio Onnis, che invito a accostare in questa mesa. Questo convegno è importante in meta, poi proprio sul centro del suo discorso a suba sa lingua di Dogna Popolo deputy mantei e deputy di cercare di fondi per comprendi meglio l'identità dei suoi sardos. Questa lingua è una questione troppo importante in questa cultura della popolazione e a studiare questa lingua è come di studiare questa voce. E dunque non si denti bruso i riferimenti importanti da trasmetti poi a chi ha da bene dopo del nostro. Questa lingua sarda Deus imparata a domo, Deus imparata dai nostri da sua mamma, da suo babbo, sa scuola, come tannavo prima Stefano Ghecchi ed è una quarantina anni fa a Chicago in poi ad ogni modo sa lingua italiana. E dunque se arriviamo a questo punto di comprendere l'importanza di ciò che stiamo perdendo. E questo convegno esatto che Santa si attende serve proprio per sensibilizzare l'importanza e l'uso che dobbiamo tornare a recuperare di questa lingua. Su sindaco che si accostare. Salute e benvenuti a tutti. Io parlo in italiano perché non so parlare il sardo. Come ho detto ieri, anzi avantieri, al giornalista che mi intervistava e poi ho fatto il servizio su Videolina, questa manifestazione da 2 giorni di oggi e di domani, oggi è a Villanova Forro e domani a Saramanna, deve essere l'ultimo secolo, nell'ultimo mezzo secolo. Io sono nato e cresciuto a Cagliari. Mia nonna era una maestra elementare e non ha mai parlato in casa il sardo. Mia madre non lo sapeva parlare, mio padre non lo parlava in casa, non ho mai sentito una parola in sardo, fino a quando non mi hanno portato qui a Villanova Forro, perché questo era il paese del mio nonno materno. Poi sono stato via per quasi 30 anni e per me il sardo è letteralmente una lingua straniera. Io me la cavo in tedesco, addirittura in tedesco, meglio che in sardo. Adesso sto prendendo delle lezioni per imparare il sardo e prima o poi ci arrivo anch'io, ma è ovvio che davanti a questa sorta di deserto generazionale bisogna operare resistenza. La manifestazione di oggi e di domani è questa resistenza.
come vedete non ci sono molti miei compaesani, anche questo è un tratto caratteristico delle iniziative in questi paesi, e anche questa è una cosa a cui piano piano cercheremo di mettere rimedio. Buon lavoro. Invito a questa mesa il professor Giuseppe Marras, che ha da questionare tutta questa storia di Susardo, da sue origini fino a suo sviluppo, da sul latino fino a Susardo. Il professor Giuseppe Marras è un professore del liceo di Villagirdo, è esperto di storia sarda, è laurea in lettere antiche e sacra in storia, e ha fatto studi importanti sullo sviluppo industriale che c'è stato in Sardegna, in particolare in questa zona di Villagirdo 50 anni fa. E poi è in organizzazione del Premio Nazionale Giuseppe Tessin. A Giuseppe Marras. Grazie dell'invito. Io vi dico la verità, ho provato questo discorso per 4 volte in sardo. L'ho provato davanti a mio padre e mi ha detto lascia perdere. Ma non perché non sappia parlare sardo, io lo so parlare. Il problema serio è che a un certo punto sono veloce nel parlare, vado a braccio. Il sardo mi metteva in difficoltà nell'andare a braccio, nell'essere veloce, e soprattutto ci siamo resi conto parlando insieme che troppe parole erano aggiustate dall'italiano al sardo, perché il sardo effettivamente è una lingua che in molti ambiti non ha vocabolario, quindi alla fine ho dato retta a mio padre. Questa cosa qua mi ha detto vai in italiano e lascia perdere, non è cosa. E quindi la scelta è stata questa qua. Devo fare un discorso anche un pochettino complesso che penso mentre vi sto dicendo, perché c'è una parte quasi completamente nuova dal punto di vista anche della riflessione. Partiamo da questo punto, perché la Sardegna ha una variabilità nei fenomeni linguistici così grandi all'interno di un'isola che è piccola. La Sardegna non solamente possiede la sua lingua, ma possiede una lingua estremamente differenziata all'interno dell'isola stessa, anche lasciando fuori fenomeni che poi non sono inerenti al sardo, come il tabarchino di Carloforte, piuttosto che il catalano di Alghero, o la parlata di Sassari, Sorso e Porto Torres, che va più vicino alle parlate toscane che a quelle italiane. Però noi troviamo gallurese, lugudorese, campinanese, e al loro interno, all'interno di queste grosse macro varianti, troviamo poi una grossa variabilità anche interna. La domanda è duplice. La prima è perché abbiamo delle macro varietà in Sardegna, quindi qual è il fenomeno storico che ce le ha consegnate. La seconda cosa è perché le macro varietà sono variabili al loro interno. Tant'è che qualche studioso ha parlato per i nuragici e per altri fenomeni sardi di cantonalità della Sardegna, e probabilmente il termine si presta bene anche per dare una descrizione dei fenomeni linguistici sardi. Ci sono cantonalità talmente tanto forti che addirittura in alcuni paesi si vedono delle varianti intrapaesane, si vedono varianti dentro lo stesso centro abitato. Io ve ne potrei portare qualcuna del paese da cui vengo, che è Villacidro, che ha dei fenomeni differenti che potrebbero avere anche una qualche lettura storica sensata, poi tra l'altro, per capire com'è che esistono tra vicinati diversi, pronunce diverse dello stesso termine. La prima verità storica, probabilmente abbastanza evidente, è che le grandi varietà che noi vediamo, quindi una varietà del capo di su, una varietà del capo basso e la varietà gallurese, sono in realtà il retaggio di un passaggio storico specifico della Sardegna, che è il passaggio giudicale. Cominciamo col dire che il sardo mostra delle parentele per alcuni fenomeni abbastanza chiari con la lingua italiana nella sua area meridionale, però poi alla fine si differenzia in maniera molto netta. È inutile dire che il sardo nella sua parlata è distante dal napoletano, distante dal siciliano, distante dal calabrese, in maniera evidentissima, nonostante condivida qualche volta alcuni fenomeni. E il suo tratto caratteristico più evidente lo rimarcava già Dante nel 1300, quando scriveva il De Volgare Eloquenze, diceva che i sardi testimoniano la maggior conservatività rispetto al latino tra le parlate italiche. Non si sbagliava, Dante lo diceva in maniera anche dispregiativa, diceva i sardi sono come scimmie che vogliono imitare gli uomini,
intendendo con gli uomini latini e la scimmiottatura col sardo, ma quella era una sua deformazione che poi dopo l'avrebbe portato a una lettura chiaramente toscana e fiorentina nella preferenza linguistica. Il punto è che comunque sia, Dante già in quel momento lì ci testimonia una grande fedeltà del sardo alla lingua latina, fedeltà che poi dopo si è conservata nel tempo, in maniera tra l'altro differenziata. Se voi pensate che per esempio l'area nuorese e anche l'area lugudorese ci presenta dei fenomeni ereditati direttamente dal latino, che è per esempio la tenuta delle verari, che è l'ugelu, modalità repubblicana del latino. In Campidano i termini appaiono già palatalizzati, modalità imperiale, cioè il Campidano ha una parlata di età imperiale, dove invece la Sardegna del Capo di Su ha una parlata più conservativa, ma dentro lo stesso latino. Occorrerebbe anche chiedersi perché ci sia questa già variabilità in ambito latino all'interno della Sardegna, e la domanda che probabilmente occorre farsi sarebbe capire, ma prima del latino e prima del sostrato punico in Sardegna che cosa c'era? Perché tutti quanti parlano molto allegramente di paleosardo, di protosardo, di nuragico, chiamatelo un po' come volete. Però c'è un problema di fondo: ma siamo davvero sicuri che queste genti abbiano parlato tutte quante la stessa lingua nello stesso modo? Perché il problema molto serio alla fine, dal momento che ci sono differenziazioni nella pronuncia, nella fonica, è che le differenziazioni foniche sono alla fine dei conti la cosa più resistente che c'è in una lingua. È sul serio che il latino non abbia poi alla fine dei conti fatto altro che sovrapporsi a tutta una serie di elementi fonetici che in realtà l'isola presentava già in maniera diversificata, e che quindi alla morte del latino siano naturalmente riemersi e ricomparsi, dando nuovamente degli esiti differenziati a seconda delle zone. È un'ipotesi abbastanza credibile, soprattutto se si tiene conto che la Sardegna non è che abbia cominciato a essere popolata con i Fenici, ma neanche con i Nuragici. Già in quel momento lì, nonostante già ci siano poi dopo i Fenicio-Punici da centinaia di anni, continua a essere frazionato. Questo frazionamento probabilmente ha prodotto alla caduta dell'unità del mondo latino il riemergere di fenomeni che nel mondo dei parlanti in Sardegna già esistevano. E chiaramente il collante a quel punto è diventato il perimetro statuario dei diversi giudicati. Pressappoco, dovremmo dire pressappoco, perché poi alla fine i confini ci appaiono un pochettino liquidi, però per area di appartenenza diciamo che la Gallura è Gallura, l'area del Capo di Nord è abbastanza ben coincidente con l'area del Lugudorese, e l'area del Campidanese che si spinge molto a nord, perché entra anche per metà verso la Tarbaccia, a dire il verde, a essere precisi, è l'area che ha coinciso in parte con Cagliari, in parte anche con l'Arborea. Anche perché se uno prende tra le mani, per esempio, la carta de Lugu, trova una parlata che sostanzialmente è vero che è di area grigia, però presenta molti fenomeni legati poi all'area centrale del Campidano. Di quello si tratta. Il disegnare questi perimetri ha finito poi per condurre con altissima probabilità alle diverse varianti che conosciamo noi in Sardegna, e che poi, diciamo la verità, sono varianti da grammatici. Qua occorre fare un altro distinguo. Sono poche le lingue che nascono da una grammatica. Mi viene in mente l'Esperanto, c'è qualcos'altro del genere, lingue che hanno prima una grammatica e poi dopo dei parlanti. Ci sono invece, soprattutto, quasi sempre, delle lingue che hanno dei parlanti e dei grammatici dopo. Il greco veniva prima parlato e poi saltano fuori i grammatici greci. Il latino, ugualmente, aveva una lunghissima storia come lingua nell'oralità, e poi sono venuti i grammatici latini. In Sardegna c'è il rischio molto serio di fare un'operazione simile a quella dell'Esperanto e non quella invece che normalmente si dovrebbe fare, cioè la lingua esistente si ritrova davanti a una grammatica impositiva invece che una grammatica descrittiva. La grammatica descrittiva che cosa ci dice? Ci dice che deve prendere atto della grande variabilità di forme che c'è in Sardegna. E questa grande variabilità di forme è sostanzialmente poi alla fine il retaggio che abbiamo noi. E se vogliamo anche un retaggio complesso, sicuramente complicato da maneggiare, che ci mette però in una situazione identica a quella che ha avuto lo Stato sabaudo nel momento in cui stava unificando l'Italia, con gli esiti che conosciamo. In Italia, alla fine dei conti, che cosa è successo? Che si è optato per prendere la lingua di Manzoni. La lingua di Manzoni è stata
imposta, perché poi di quello si tratta, dall'amministrazione, dalla scuola, ha sterminato qualsiasi altra letteratura esistesse in Italia. L'Italia aveva Goldoni che aveva scritto in veneziano, e addio. Aveva Porta che scriveva in milanese, e addio anche a lui. Queste tradizioni sono tutte tradizioni morte nel momento in cui si è fatta una scelta che era una scelta di unificazione nazionale, che è stata anche unificazione linguistica. Occorre farsi una domanda e per poi dare delle risposte e chiarirsi. Ma la Sardegna ha bisogno di un'operazione simile a quella che ha fatto lo Stato sabaudo? Dobbiamo ripetere la stessa tipologia e quindi dobbiamo prendere e scolarizzare secondo un modello unitario, individuato, comune, standardizzato, che nel caso dell'italiano era anche un bel modello perché era quello di Manzoni. Nel caso del sardo, tra l'altro, abbiamo anche il problema che noi dovremmo trovare un modello di pari qualità, a prescindere, cioè volendo anche avvallare l'operazione. Il primo problema di fondo è che bisogna trovare lo standard, che nell'italiano era lo standard manzoniano, nel sardo è lo standard, ma nell'italiano lo standard era giustificato dal fatto che nel romanticismo dovevi costruire una patria e una lingua. Oggi siamo veramente sicuri che i sardi abbiano necessità di costituirsi a patria attraverso una lingua impositiva che sia unitaria? L'elemento identitario della Sardegna si costruisce in questo modo, anche perché stiamo vedendo dei fenomeni di rigetto che sono abbastanza pericolosi e che se probabilmente usciamo qua fuori e tentiamo di verificare, pesiamo abbastanza facilmente. Provate ai signori di 70, 80 e 90 anni che trovate qua in giro a fare una proposta di chiacchierata con il logudorese. Sicuramente lo rifiuteranno perché lo sentono loro, ma non lo sentono loro, ma probabilmente rifiuteranno loro anche una parlata cagliaritana. La lingua è un elemento fortemente identitario, e i parlanti nel momento in cui non si riconoscono in quella lo rifiutano. Gli anziani purtroppo, e questa è la cosa che stava dicendo Stefano ed è fondamentale, corrono il rischio di rifiutarsi di entrare nelle scuole e insegnare il sardo quando non lo sentono loro. È terribile, perché loro ti dicono ma mio nipotino sta imparando delle cose che non sono le mie, quindi che cosa ci sto a fare io con ciò che non è il mio retaggio, che non è il mio patrimonio? È devastante, guardate, quando si entra in alcuni campi come la toponomastica, che è distrutta da 150 anni di arbitri, perché non possiamo usare altri termini poi alla fine. Arbitri, prima dei piemontesi che sono arrivati, hanno prodotto le cose ridicole che poi vediamo in giro, Golfo Aranci. Guardate, c'è un libro in giro, un giorno lo porto perché lo voglio far vedere, un libro un Mondadori della Fabri, spettacolare, che spiega perché esiste il Golfo Aranci, con questa barca che avrebbe perso aranci in mare. Cioè, non solamente è sbagliato il nome, ma poi dopo ti inventi anche una favola sballata per giustificare la stupidaggine. Il Golfo dei Granchi, mal di ventre, il margine rosso con Rajan e Rubio. Si vedono tutte queste cose assurde piemontesi, ma guardate che poi dopo si vedono i cartografi cagliaritani che vanno in giro in Campidano e fanno altrettanto. Il fenomeno si ripete. Villa Ciro a Coloru quando la parola è Cavoru per indicare il serpente. Villa Ciro a Monte Margiani, ma Villa Ciro la volpe Margiani. Villa Ciro a Susuergiu, ma la pianta è su Giulegiu. E non corrispondono. Addirittura a un certo punto ne parlavo con un paio di anziani e dicevo un quartiere di Villa Ciro, Corte e Risoni. Ho detto, ma Corte e Risoni di che? Le altre corti fanno tutte quanti cotte. Questo posto si chiama Quattrisoni, ma Quattrisoni non è cotte, è quattri. È un'altra cosa. Come lo avete tradotto? E in effetti non è tradotto affatto. Bella storia. Toponomastica completamente sballata. Questi rapporti sono dei rapporti pericolosi che corrono il rischio di essere anche dimenticati nella loro natura. Perché da un lato abbiamo l'italiano che è diventato impositivo nei confronti del sardo, dall'altro corriamo il rischio di avere il logudorese che diventa impositivo rispetto al campidanese. Poi abbiamo anche il rischio che dentro il campidanese la parlata cagliaritana diventi impositiva rispetto a parlate di paese. Sono dei fenomeni estremamente sensibili che meritano di essere studiati e che soprattutto vanno chiariti e parlanti. Perché diversamente, sul serio, c'è il rischio di produrre delle varianti linguistiche che non hanno né padre né madre. E questa è la cosa più pericolosa in assoluto. Voi pensate un pochettino al lavoro che c'è stato con la lingua sarda comune. La lingua sarda comune a oggi in Sardegna credo che abbia pochissimi parlanti.
Il dramma poi alla fine... Ma perché non è per i parlanti, è per lo scritto la lingua sarda comunque. Il problema è che l'italiano di Manzoni è quello che usiamo noi per parlare, se è una prova contraria. Le lingue parlate, le lingue scritte diventano parlate. Non esistono i doppi standard di questo tipo, a meno che uno non voglia pensare a uno standard un po' particolare come quello del Settecento italiano, in cui avevi da un lato l'Arcadia che faceva la lingua dell'Arcadia, che nessuno avrebbe mai parlato, e dall'altro avevi parlanti di tutt'altra lingua però. Ma la lingua dell'Arcadia si è anche estinta, diciamocela tutta, cioè la lingua dell'Arcadia è un esperimento in letteratura che muore con la letteratura, non arriva all'Ottocento quella lingua lì, muore con gli Arcadi, l'ultimo Arcade si porta nella tomba la lingua dell'Arcadia. E gli scritti hanno la capacità di influenzare il parlato, questa è una cosa di cui dobbiamo prendere conto, cioè, l'uniformità scrittoria porterà anche necessariamente a una uniformità nel parlato. È un fenomeno che può impiegare 50 anni, 60 anni, 150 anni, però dobbiamo mettere in conto che abbia quell'esito lì. Poniamoci poi un altro problema, ma il lavoro di unificazione è un lavoro di unificazione fatto in virtù di quello che chiede un'università piuttosto che un glottologo, un filologo, che magari si trova a Bonn piuttosto che a Hannover, o è finalizzata invece alla conservazione di un patrimonio che hanno i parlanti? È una domanda molto sensibile, perché se la funzione è quella di conservazione e di tenuta in vita, allora è un discorso. Se invece il discorso è diverso, cioè mi metto come progetto quello di avere un obiettivo differente, che è quello di unificare la lingua, che è quella di trasformarla in un elemento nazionale, identitario, tutto quello che si vuole, l'obiettivo è anche legittimo ma è differente. È anche molto problematico, tra l'altro. È molto problematico perché ha il problema di fondo di dover alfabetizzare un popolo intero che da un lato sta lasciando la sua parlata storica, ha la forza identitaria. Non dimentichiamoci che la parlata differente ha un pregio in Sardegna, almeno in aree non troppo distanti tra di loro, permette comunque la comprensione totale comunque. Io leggo tranquillamente lo scritto di un cagliaritano, lo ascolto tranquillamente, c'è una comprensibilità totale. Mi aspetto altrettanto, mi aspetto che se io scrivo in Villa Cidrese il cagliaritano mi comprenda lo stesso, così come capisco una persona di Casas. Il sardo da questo punto di vista, finché non ci allontaniamo troppo, mantiene comunque una capacità di comprendersi. Poi chiaramente per un fenomeno di aree limitrofe, se cominciamo a parlare con una persona di Olbia, le cose diventano già più complicate. Però a quel punto c'è anche da dire che la risoluzione che cosa deve essere? Unificare tutto quanto in virtù di che cosa? Ripeto, per rifare l'esperimento italiano. L'esperimento italiano è un esperimento che non ha ancora chiuso la sua stagione, ma ci andrà. I dialetti italiani hanno una vitalità scarsissima. Probabilmente tra 100 anni in alcune aree ci sarà solamente un ricordo dei dialetti. Ci sarà solamente una natura di uniformità accademica. Ha un senso. Non so che senso abbia per i parlanti. Può avere un senso sicuramente per gli studiosi. L'altra invece è un'operazione di tipo conservativo. L'operazione di tipo conservativo lo fai con ciò che hai, non modificando ciò che hai. Se modifichi ciò che hai, per definizione non lo stai conservando. Vorrei chiudere poi con una cosa anche poco simpatica. Forse in Sardegna un errore grosso è stato fatto, ed è stato quello di mettere dei soldi pensando che la lingua si conservasse attraverso la produzione di documenti nelle amministrazioni. Ma che razza di esperimento è? Cioè, per definizione il documento è un elemento sterile, non produttivo. Vuoi tenere una lingua viva? Quei soldini che hai, lasciali agli autori, lasciali agli editori, lasciali ai parlanti. Quelli hanno effetto moltiplicatore e fanno girare la lingua. Ma una carta comunale entra in un cassetto e in quel cassetto rimarrà, non diventerà mai niente. Un libro ha un'alta probabilità di essere letto da qualcuno. Se una politica linguistica viene impostata in quel modo, le possibilità di successo francamente sono pochine.
L'intervento di Giuseppe ha sicuramente aperto tutta una serie di sfide che io vorrei lasciare anche ai relatori che vengono dopo. In particolare questa sfida tra appunto la contemporaneità o la conseguenzialità fra una lingua orale, che è quella dei parlanti, e una lingua scritta che invece viene recuperata e fissata attraverso la norma grammaticale. E poi l'altro punto veramente importante sul quale invito anche il professor Casula, che sarà il prossimo relatore, a soffermarsi è sul senso appunto dell'uniformare la scrittura e se questo può effettivamente poi modificare anche l'uniformità e uniformare quindi anche la lingua viva. Riprendo a parlare in sardo, malamente, forse come voleva riconoscere anche il sindaco. Se sono io che stiamo in sardo e su sardo depidessi posto a Sabrova depois provai a gattai il suedo giusto su che stiamo le cose difficili che con su sardo non sempre è semplice che stiamo. Del professor Casula c'è il pago de Naio, oltre a tutto su Visiscidi, un grande studioso de Merazanos ai noi, agli Zighiu Osservatorio della lingua sarda, del suo consiglio regionale, ha pubblicato un libro su Meda a Zuba sa lingua e a sa letteratura sarda. E poi importanti Meda seguiu su Premio Ozieri, che è uno dei suoi più prestigiosi della poesia. Oggi si questiona da dei pregiudizi a Zuba della lingua sarda. Buonasera a tutti, io a parlare sopra lo spregiudizio sopra la lingua sarda. Non entro in questa polemica, però sigo questa direzione. Fai da commente cheres e iscrie commente depres. E ho insegnato la lingua sarda in scuola e dunque io allega d'oggi dell'lingua sarda mi deve narrare si sardo l'insegnata a una cosa sta l'istionare, una cosa sta l'insegnare e si due l'insegnare deve seguire regolas a non esiste materia senza regolas discutimos sopra questa regolas però non è possibile pensare io in scuola insegno su sardo iscritto senza seguire regolas. In online naramus ed è allego solo lesu naramus a i e o u ma io iscrio faghide fogu e a sordischentes insegnavo de allegare in mente eriana e insegnavo in scuola di Asteddu ma tenivo alunno de Nugoro de Tattari continentales ampidanesos e dunque cada uno via libero di allegare, di istionare in mente eriada, ma tutti seguiano regola di scrittura. Se non per regola di scrittura, su sardo non si può insegnare. E sul problema di oggi, di importo più umano, è sta insegnare su sardo i sasi scolas, come materia curriculare. E vedimus, oltre che curriculare, pure obbligatoria. E su un percorso. Non è facile, però questa è la direzione. Se non facciamo questo, se mi semmenande abba, antuminarana, ma su sardo si impara in domo. E se in domo non si impara, ma sa materia, sa, dove si imparano? Adesso lo deputato pro imparare, si scuola. Dunque, oggi in sa famiglia non si allega più su sardo, l'impariamo in scuola. E poi, se italiano si insegna di sa famiglia, però questa scuola caro, può perfezionare e gaida per essere può usare. Però io oggi non voglio entrare in questa questione e riallegare le cose po' contumeu viene a sprur de importo umano
is uni sos pregiudizios supra sa limba sarda. A mene, non solo in scuola, ma i sos cursos de sardu, i so vaghende, nessi dai 30 anni in Tottube, mescamente proprio in sa zona di Ampidano, Seddori, Vidagidru, Cuspini, Serramanna, alle unidas preguntas che mi vagane sordischentes, sono imbe, e non da separare imbe, i sono pregiudizioso. E un filosofo inglese lo mutia idola fuori, Francesco Baccone. Sono esas ideas e noi nos faghimus in sas piazzas, ai su foro, in sa piazza. Ustas ideas un de mene sono diffundias dai sos inimici or de sa limba sarda. E ustos pregiudizios sono, su primo, non è una limba, ma è un dialetto. A parte i non bei studiosi oggi, né in Sardegna né sul mondo, che allegano di usare in mente dialetto, oggi teniamo a prova giuridica, politica, di usare una lingua, è riconosciuta dal Stato italiano, in mente lingua di minoranza, la legge 482 del 1999. Fatta questa precisazione, e ho detto narre però, per onestà, i differenzias culturales tra una lingua e un dialetto non deve essere. Un studioso me da Amado, e ho l'ha scritto in questo librito pubblicato proprio da Alfa Editrice, La lingua sarda dell'insegnamento a scuola, a Narau, ma il teste una lingua. È un dialetto con la flotta e l'esercito. Difatti sì. Ma la lingua in spagnola, i teste, è su castigliano. Antu Madrid ha vinto politicamente, militarmente, ha imposto a tutti in Spagna su castigliano. E diventa lingua e ha ridotto tanto usate la lingua a dialettos, dai su catalano, a alsaziano, eccetera. Ma la lingua francese, i teste, è la lingua di Parigi. Io ho imposto a tutti a Francia, ma può andare più a largo. Ma su greco, i teste, è sattico. Devi usare linguas in Grecia, e de sottolinguas, eolico, ionico, dorico, antu Atene vincere politicamente, militarmente, impone desatti quattortus a Grecia. Su vietnamita, antu su Vietnam udi zuttas os francesos, udu un dialetto. Si che libera adesso francesos, un salotto anticoloniale, su vietnamita diventa lingua vietnamita. Dunque, dobbiamo acabare in questa storia dialetto, non dialetto, lingua, non lingua. La secondo pregiudizio. L'ha scritto un storico manno, io stimo come da sposa, de Tattari, Antonello Mattone, ha scritto testualmente: bene insegnare il sardo nelle scuole elementari e persino nelle medie, ma insegnarlo nelle scuole superiori o peggio ancora all'università sarebbe un'operazione ridicola se non comica. E proite? Secondo Mattone e secondo altro Ormedas, desideria sua. Susarda è una lingua agropastorale, dunque una lingua arretrata. E non è scapassa di contare la modernità, di contare sul mondo di oggi. È un sciollorio umano, una tontezza, un tontighine. Non bellimba il suo mondo che non sia capace di contare la storia, la civiltà di un popolo.
Vinzasi s'ultima tribù dell'Africa sahariana, Zalimba e scattassa de contare Zoge, Zerisi e Zucrasa. Non tenimus as paraulas? E adesso il problema. Zipi a sas paraulas in prestito. Fagare tutto Zalimba argui. Per cui gli italiani te hai. Anche non tende una parola. La pia dove veste? Ah, non la podia attendere. Non la podia attendere. Ah, non tenia sa osa. I tessa Zalimba, i tessa parola. Una è descritto in maniera fulminante. La parola è il battesimo della cosa. E io sono d'accordo. Prima avessa osa e poi avessa parola. E dunque, se non tenimus sa osa, non potevamo tenere sa parola. La piamus, questa parola, da uve veste. Per due scolas, e non ho chiaramente isopro questa scuola, di piare sa parola già belle preparate. So abbastanza contrario a pensare a neologismi, ma non per altro, perché ha un sapore di folklore. Ante intendo, lavatrice elettrozeracca, è una cosa irrigere, esa gente non la pia sul serio, quindi è una lavatrice, si pia da dove veste, noi non la tenevamo, la piamo sul termine da dove veste, non veste de meda osa de discutere. Terza osa, è una lingua usata in allega prunemos, e non dico di questa osa sta vero. Però l'Università di Tattari di Astella ha dato un studio e sono ricercatori, sono sprusi, uno contrario da Salimba Sarda, e sono contrario, sociologo, antropologo. Beh, da questo studio, e risulta che non sta bene, il Salimba Sarda non si allega più. Sono storie, uno un fondo magari a Astella non sa Sardina, o certo quartiere di Astella non sa Sardina. Prova ad andare voi in Baronia, prova ad andare voi a Ollolai, legano sempre in sardo, in cada occasione. In Baronia io sono andato a fare il corso, gli studenti del liceo, discutendo sul tema di su casa, in sardo. Dunque l'acabamos per un corso di storia, su sardo non la lega prunnemoso. Da indagine conoscitiva risulta da il 68,4% degli abitanti dichiarano di conoscere e parlare una qualche varietà della lingua sarda, il 68%. Non l'hanno a legare sempre, magari non l'hanno a scrivere, però sicuramente questa è un'indagine commissionata dall'Università di Tattari e di Astella. Questi sono i risultati. Terza cosa, sopra questa questione a parlare un po' di più. La lingua ha prodotto poco, la lingua sarda ha prodotto poco. Lunara Vinza Gramsci, in una lettera a Sasorre Teresina, in una verità. Il sardo è una lingua, non è un dialetto, è una vrassilare, ha prodotto poco. Gramsci non conosce questa letteratura sarda, ma non la conosceva manco Wagner, non la poteva conoscere. A questa letteratura sarda che si sta interrando, per colpa non solo del suo Savoia, io non sono un amico proprio del suo Savoia, ma delle sue università. Interrà. Fatto solo due esempi. Su primo, si scrive da volta, il sardo ha prodotto poesia ma non prosa. Falso. Non sta vero. Poi da Catasa, il suprumani scrittore de prosa del su 1600, Gian Matteo Garippa, io non solo scritti sardi in prosa, ma in questa prosa cose importanti, e si sta pubblicando, e si sta interrando per 100 anni. E si sta pubblicando la prima volta da un imprenditore minoredda, Papiro de Nugoro, de Corraine, un'introduzione di Pasquale Zucca, su 1997. E dunque, provato 100 anni, noi siamo irmentiati per un anno scrittori in prosa sardo. Ma questo è un altro esempio, Gallo più importante.
leggo Galoge, ma la Sardegna ha prodotto poco teatro in lingua sarda. E poi scopriamo, esti stau pubblicau su 1997 e non tutte le opere, urni 3 opere, solo la prima opera, Passione. E questo libro è capitato su 1850 a Giovanni Siotto Pintor, in sa biblioteca e sull'Università di Astiglio. Ha questo libro, ha letto questa copertina in castigliano, in spagnolo. Sicuramente in questo momento, sul interessante dell'Imba Sarda, che la posta un'ala. Gasinande non mi interessa. Si aveva d'aperto, aveva visto Fra Antonio Maria da Estercini, iscrive in sardo in un bello sardo campitaneso, bellissimo, elegante, raffinato. E sa prima scrittura è su fondatore, su creatore di questa sacra rappresentazione. Galoge, si andai poi a Cresia, è nata santa, su sabato santo, su domenica di resurrezione, podia esaltare in cuyos folietos y dana y esas parroquias frases idénticas a su ha descritto Fra Antonio Maria da Estercini, ma che l'hanno dimenticato. E nemos lucitana. Dunque, usiamo stento noi teatro. Il problema è in nos imus. Non è sta vero che Susardo non ha prodotto letteratura in so seculos, pur ant noi sprusu limba namusu curiale, limba de sol giudicauso, non be seculu, in ube non visiada poesia e prosa, mescamente poesia, certo, e aumentando un'altra cosa, in Portogallo per un anno, e non si scriva in Sardegna, si scriva paissimo. Os cantadores iano bene, antavano, ma non scrivano. Aveva questa comunità e trasmettia da una generazione all'altra la cultura, la poesia. Addirittura noi, io, i suprumanno, noi sosprumanno, a me non mi aggrada questa graduatoria al manno minore, ma lo lasciamo a parte. Diego Mele è considerato uno sosprumanno poeta satirico. Un anno prima di morire, muti su Izolu, il figlioccio, e li narra, pone di cue, iscrie, e li detta una entina di poesias bellísimas, satiricas. Poesias, esa comunità, non solo di Orzai, su di rettori in Orzai, ma di servidas accantes e vinzas in tutta la Sardegna, sia una memoria. Però non aveva descritto mancuna. A non più sa cultura, sa sensibilità, l'idea di scrivere, a sa cultura che trasmette oralmente di generazione in generazione. Su batto pregiudizioso ed este su prummalu, e la gente pensa, qui casca l'asino, rispondemi, ma questa cosa, a cosa serve il sardo? Quante volte ho tentato di rispondere, il sardo non è servo di nessuno, non serve a niente. Non è servo il sardo, perché una lingua non serve per la mentalità occidentalista che vedono il risultato immediato, il domani, tu devi sapere una cosa. E sul greco che ti serve tanto, e sul latino, te questa idea, cosa vuol dire servire? Ire, questa mentalità utilitaristica, produttivistica, come dire, tutta banale, serve il sardo, a cosa serve? E Antuno non ha cosa serve, i sospesano a su triballe, a su dinare, a su utilità di su casa. Il problema è, noi non dobbiamo sponnere in conca, è una lingua, certo serve per comunicare, ma non solo per comunicare. Il problema è sta comunicare. Si può comunicare senza lingua, un solo testo. Tanto per conto mio, questa è un'idea mia, per dare in mezzo però un vinto di questa cosa. Il problema della lingua sarda è si che muore sa lingua, si che muore sa Sardegna, sa civiltà.
si storia. A noi sta vero che uno può impreare queste parole per portare una cosa da sardo in italiano. Per bisogno di narrare caso, teniamo formaggio, non comprendiamo. No, è questa l'idea sconza. E se uno questa parola caso, anche su pizzinetto di orlai di orgoso non ha caso, pessa da su sarto, a su reotto, a su babbu, a una civiltà, a un'attività economica, a un'attività ambientale, in mente murgenes a cervesos pastores, pessa da un mondo. Su pirocchetto di asteddo, o di vita cidro, in nada da formaggio, pessa da sa commessa, pessa da su supermercato, a sa confezione del suo formaggino, un altro mondo. Ed io non sono d'accordo di lasciare un mondo e copiare solo questo, e manco di narrare, dobbiamo conservare un altro mondo su caso, su pastore, su reotto e da sul supermercato. Sul problema a mano e dunque sul problema diventa politico e fino economico. In mente possiamo stare pari su questo due mondo, queste due lingue, queste due civiltà, sul tempo olau e sul tempo di oggi, la tradizione e l'innovazione, serisi e soglie su casa, e dunque si segue questa lingua, veste pure istione mannas politicas, económicas, culturales. E arguai hanno frimmare LSC sì, LSC no. A me non mi aggrada questa cosa del tifoso, del fan, pro una o satira. A me mi interessa Salimba, in mente problema generale, culturale, chi va che cresce so sardo, e si ha desapumpiato, abbaitato, non ha una retorica dell'identità, ma certamente un popolo è identità che è un popolo morto. Buon ringrazio. Grazie al professor Casula, vi lascio la sua sfida, la sua provocazione. Se muore la lingua, muore la cultura sarda. La ricchezza lessicale di una lingua sta nel potere evocativo delle parole, che va preservato e conservato. I noi che stiamo invece za Nora, Valentina Pulina, Saburu professoressa delle lettere, che ha disigiu quando sumera esperienza in questa scuola di Guartu, e alla sau dei libri. Insomma, qui c'è una specie di raggi X. Mi senti tutto, devo ando. Venga dai no. Piano piano. Invece hanno fatto proprio ai raggi X, mi stanno Piccoli passando. drammi quartesi. Piccoli drammi quartesi, cosa sconosci? Siamo su collega, sai? Sì. Qui Allora, piccoli drammi quartesi, documenti d'archivio dell'Archivio Storico Comunale di Quartu, e poi scrivi in rivista dall'Acanas e Domus de Gianas Editori. Sì. A Fustè. Allora, sono un po' emozionata, pur avendo fatto scuola, però non devo questionare in italiano, va bene? Ho questionato tutto Sadì in Campidanesu, poi Tadeu è un vaghetto particolare, poi Taseo nasce in un altro luogo in Cave Subra, sono passata a Procastello e poi sono arrivata in Cave Giossu a Quartu, anzi a Quartu, poi in Quartu Saerra non si intendi. Ecco, cominciamo su queste differenze, che voi non servite e andate a innantisi. E te succede che in Quartu ci siamo più di 40 anni, ci siamo cogliati in Quartu, abbiamo lavorato, spicciocchetti, fendi tante cose e abbiamo imparato su Campidanesu. Du scio, du comprendo, cerco di comprendere sempre di bruso, du scio scrivi e se amica mia di Quartu, ci incanta a me che si nasce in piaghe, in ploaghe, de logudoro e poi bovedo in logudoresu. E danno tutto questo problema che non si può pensare ora, devo dare questa verità, a me è tutta questa questione,
boh, mi pare ne più in teoria che non in pratica. Proite, forse io sono la contraddizione in persona. Poi proite, da una parte, ho compreso sul valore e sul sentito di essere saldo con sa lingua, o sa lingua. Poi quando sei in quattro, naro lingua, quando ando a ploare, fa edo di lingua, no? Sul problema però, galeste, che in sabidda forse si intende di più sul senso del suo sentito, in una ida manna, in una città che è diventata manna come quarto o quattro, sul sentito forse è un vago più minoritario e si intende più pago. Ha fatto tanta cosa avrò sa lingua, o per sa lingua, e poi mi hanno dato un compito, cioè insomma mi hanno dato, dai, tu, visto che ti sei sempre interessato in tutta una serie di problematiche che sono intorno al mondo culturale sardo, potresti parlare di che cosa? Di coloro che furono e che sono ancora oggi, da musuoe in oghe a un cantatore campidanesu, cioè del suo mondo del suo cantadore, allora cantadorese, ma cantadoras puru. E tanto deo l'ha fatto un piacere. Intanto un saluto do faccio in campidanesu, mi vai piacere a biri tutta questa bella gente e poi e come vedo in locutoresu. Vos andrà bene questo? Oh, signori, interanadese. Boh, va bene. Allora, questa questione è una cosa bella meda. Devo essere sincera. Mi intendo meda, mi intendo salda. Però, a biculetto uno vago, cioè, s'affetto che devo dentro, sa parte di noi sono nati, in parte sono cresciuti da guru, e sul mondo del suo affetto, della sua famiglia, del suo sentito, non lo posso dimenticare, essere stiaghesa in Logudoro, una terra che io amo, ma ho imparato ad amare pure su Campidano e questo che sta intorno a Campidano. Presentandomi ha pensato una cosa che a me via che me da. Io sono cantadores, allora cantadores e cantadoras. Proite ne vivo far dare uno del suo mondo di sta cantadoras. Allora, Dio l'ha apponato che sono i stelle allugentes. Sono stelle che brillano. Sono stelle che hanno dato lughe e lo danno ancora ora. Proite andiamo sapido. Allora, sono cantadores dai più di un secolo che hanno dato lustro alla cultura nostra. E hanno prodotto una letteratura manna. Forse senza lo comprendere meda, isso so fini, non mi ammento che sia stato uno dei suoi più mannos intenditores, professor Pillonca che è molto dai vago, comunque naraiana che sono cantatori, sul mondo di questa cantata ha prodotto gigantese di cultura letteraria, giusto? Eppure sono fini gente, tutto questo so, di Logudoro e zona alla Canada, e anche de Campidano, de Derisi e de Oiburu sono stato su gigantes, ma un tempo su fini gente semplice meda, fini gente che veniva da questa campagna, fini massaios, fregamuros, proite deo naro fregamuros, proite in famiglia mia, deo sul mondo de Sauisia la vivi d'un vago, proite a imisi su frade de Giaiu meu, che è stato un poeta improvvisatore. Gian Maria Vulina Ranzolu, tutto visto paranumene, che lui identifica, e oppure via Ranzoledda, de famiglia. E quindi lei comprendia, lo vago questo mondo, proite intendia sa bellezza, sia sentirlo cantare e poi si va da Iada. Proite issoso, provare tutto gusto, hanno faticato meda, hanno lavorato che nasselio, hanno chiccato desi formare, noi eravamo formare anziché formare, formende sicuramente gli studenti, proite voi, io sono andata in sappiatta a cantare e quindi avevano questa capacità
de catturare, de attirare sa gente è culta iada, questo che sono raiana. Hanno studiato, hanno studiato de Omero, sa religione, chi hanno dessa guerra, sa storia nostra, fai da iana dessa maladia, dessa carestia, e commente però, in rima, fattendela in rima, con sottava, sottata, oppure con su mutetto lungo, su mutetto vrorio, ai chineviche, ai schinevisci. No? Noi stai dottor Paolo, ai chinevisci. Noi però narramo ai chineviche, perché nende il logodoresu, si narragai, no? Ai chineviche, ma non... No, io ho tradotto, ho fatto la traduzione dai sul campidanesu ai logodoresu. Se dovevo scrivere il logodoresu, narro i chineviche, ma noi che fattendo los esempi e sa cosa bella galette che i sogiogai hanno imparato a sa gente andai ad in piatta e i sosoviana fini sos unicos che cantende si sottoponiano a suo giudizio di sa gente se andai a male ma se andai a bene che ti succedeva intanto sa gente andai ad in piatta andava a muro, forse se un tempo andai a deviuso, poi la gente imparaia ed io mi sono mentata che in domo, quando sa cosa sa piaghiana a meda, i chi lavoro ripetiano il suo mutetto, come che le sere in conca, si vede fermato in conca e quindi isso sa gente chi caia da suo libereddo, sa cascitedda, imparaiana, quindi una pezza di cola impropria, come te narraia Michelangelo Pira, che non ha fatto so cantadores, is cantadores e sa cantadoras. Tutto questo però, e tutto questo è servito per questa cultura letteraria nostra che ha dato che è stata una risorsa per la terra nostra. Una risorsa a tale punto che oggi, proprio quest'anno, Dio me lo so segnato per non che sonare de Bugliasa, dunque, ecco, dai Marizza Diese, noi abbiamo in università un corso di 3 anni, musica e poesia di tradizione orale in Sardegna. Quindi, questa tradizione è diventata materia di studio, quindi che renare che sevi mera, che valede, che alede, proite, insomma, l'università devono fare una cosa che noi, ma lo fanno per aiutare i giovani. Proite, il suo problema è che i giovani di oggi non danno così tanto come in passato e quindi chiedono che fare a fortificare questa cultura. Dottor professor Marco Luzzu, titolare di grande cattedra, tenne questo suo primo corso triennale di 3 anni. Questa è una cosa bella mera, che narra che questo lavoro è servito. Dato questo, mi sbrimmo un momentello, ecco, e poi che suonare un'altra cosa. Sa gente imparaia, cantaia, ascoltaia e ripetia. E lo facciamo noi pure, quando per esempio andiamo a un concerto, canta da un cantante che non piace e te cantiamo, tutto impare. Ecco, sa gente che andava in piatta, ascolti, cultala, ripetiti, so canto, sa rima, sul modo di narrare risulano, sul modo di narrare sotto metafora, quindi su bene, su male, su problema, che sa Sardegna, tutto questo va che parte di questa cultura. È nato gusto, ho approvettato di narrare 2 parole per questa cantadora. Proite, questa cantadora si deve da pago. I chiuso che bisogna stare, però non è che sia un tema, diciamo, che torna a me. E siccome Dio so femmina, la maggior parte dei cantatori e fini maschio ha pensato di dedicare 2 minuti a sia facendo tornare su conto, quindi pareggendolo, non mi nende gai, ammentende una cantatora
del Logudoro e una dei Campidano. Fa cantare un tempo una femmina, noi gli dirai facile, una delle su 1900, e fino una visetta minorenne, una vizzina, che però lei ha catturato la passione del suo canto e su babbo si la giuria unisse quando andai a cantare. Nella nanato dedotto, proiette vide una femmina, una minorenne vicinella. E in una di queste cantatas, l'ha pagato in domo, a dire questa verità, a essere sincera, proiette appunto so del babbo mio, a un certo punto aveva cattato proprio un travaglio, in cui questa pizzina tornata a un'ottava del valore del sole, che vidi in suo periodo di Sommannos, cioè di Gavino Contene, Giuseppe Virastro, e chissà che l'ha nato testone, si issa ha nato gusto torrenne sa riporta. Mancare sia misera femmina, testone non mi lascio gattigare. E oso dura e mala a maltigare, alcia di una rocca marmarina, commenti che parte di una roccia di marmo. Sovera vizza di Antoni Varina. Io sono il ritratto di mio padre. E tu non mi geffas a bassalta giamare. Tu non permetterti di non considerarmi. Bella voi adorata, la tua rima già. Figlia di Antoni Varina, Ica spisò, quindi ricordati, non dimenticarti di chi sono figlia, ma Savina Leste proprio, come ti narramos, soggetta andele are, mande do. Signori, questo è un gioiello, e te narrate, è una prenda diliga, si fidi noi che il dottor Pillonca, che deo il team a cui stimato, che tutto noi dimentichiamo e lui avrebbe usato diliga. Questa è una prenda, vero? Ma deo dottor produrre giustizia, no? Oltre a un'altra dell'una pare che serede dell'una matrona e fidi Maria Itria a metà di Otigentos, quindi insomma ci vuole coraggio, no? Fidi dimanda da Deus de aere un vago di buona sorte, sicura. Chissà come ti magari vedi su tempus questa situazione difficile. Un vago sorti, o Deus concedi me. Non faccio usatrivida, non getto uno sproposito di non mandare fortuna, che a chi ne è gosendi come se chi se la gode. Tanto non mi arrennesce, tanto non mi riesce. La vita è un giorno, all'improvviso, forse perché sono stata professoressa di lettere, forse alle chiede che mi viene che meda. Proitte mi va che mennere a mente un umano di sa poesia. I sannato, in due versos, con semplicità, uno tipizzo bellissimo, bello mera, non era un bellissimo perché è un ibaglio, noi non amo per l'attivo, bello mera, bello. Teo l'apo accustiata, no, che sia a Ungaretti, a sermettismo di Ungaretti, Ruiter e Ungaretti per me, a me è sempre Viaghi Dumeda, un poeta sensibile, chi ruba da gai, e beo povessato, sa vita e te una die. Noi gai? Alpeggia ed è già notte. Una sintesi perfetta che assimiglia a sa poesia di Ungaretti, i cui adesi ha fatto questo, non è uno sproposito, però veste un ligonzo guado che ma veste. Deo la poido forse perché mi piace a me da Ungaretti e ve l'ho posto. Non dico così, si può piaciuto, in cui si può insomma, questa cosa è stata da gai, non so se l'abbiate colto, però e vi saluto. Grazie. Grazie Valentina Pina. Io ci ho messo un po' di letteratura, dai, vero? Poi per tutto il resto sono d'accordo, sia con
la penso Deo come suo amico che ha fatto come te Francisco e come te a te. Io sono perfettamente d'accordo. Va bene? Anda bene, Gai? Quindi l'importanza della cultura letteraria trasmessa dalla scuola dei poeti improvvisatori e in particolare appunto un piccolissimo ritratto di due poetesse, di due cantatori che vanno si deve essere, vero? Grazie. Adesso continuiamo invece con Stefani Kerchi. Stefani Kerchi vi ha chiesto prima di cominciare questo convegno. Dottori Diano Zumeda seguendo sul studio della lingua in particolare a Chicago de vai un traballo di traduzioni poi ha studiato in corso di linguistica sarda e traduzione dei testi in sardo all'università e sul comitato scientifico e poi sa regola sa ortografia sa e dessa lingua sarda. Ha fatto questa traduzione sull'Incipedro, documenti Scius, ma di altro libro puro, documenti a Salomè di Oscar Wilde e fa parte dell'Accademia del Susardo. Poi un'altra cosa importante in me è Cichendi de Cicaie di Fondi de Brusu sa i suelos scientificus e questo sono della medicina. Grazie. Grazie, scusate ma devo parecchiare le slide Dunque, se devo questionare le norme e standard, è un discorso che torna in parte con su che ovviamente amico Marras nel suo primo intervento, poi questa questione di questa norma non deve essere via come una cosa che oggi scancellai e fu data dell'uomo, ma anzi si deve essere una cosa che gli dona la possibilità di arrivare a settius di impero formali. E siamo di accordo con Francesco Casula che narra che non fai di che sa regola sa scrivere una lingua. Dunque su standard e trasrevili. Su standard è sa prusena di importo poi una voedata che vuole essere lingua e stanai che vuole bessi del su ungiao vittiu de essi dialetto e stanai fuedao o comprendi scetti in un luogo metavitico ma chi possa essere imparata vinzasa i settius formalis e ufficialis. Questa scuola è una delle queste. Siamo di accordo che hanno stretto i documenti che avranno serrato in scadasci, certo, questo non stretto. Però questa scuola a regola ci si deve interessi. Poi su standard dona a regola e norma che siano arricchite dedottus e dunque dona la dignità di politica a una druma di dialettus che si può intivare una lingua scritta. Ita dona su standard a una lingua di minoria, dona da medas possibilità di spainare sono uniformità, dunque se si comprendia dedottus, de su manno un numero possibile di agenti, che la questione, di dona la possibilità di durare il suo tempo, poi quando è scritta, dura da sicuro de bruso che non che sia da scelti poi data. E poi dona la possibilità di studiare, invece la conoscenza scientifica della linguistica,
e dunque vuole essere imparare in ogni campo e in ogni momento della vita e della comunicazione. E quando esto a lingua di minoria, chi questa lingua arriva a te Isaia può essere imparata formalmente pure, a Sacabo dona la propria sfera socio-economica questa lingua del suo stato. Io da debito non hai dusetto del bilinguismo perfetto. Kerry, ciccia, chicchia, ciucciai, cuccai. Questo funti du fonemas, non funti scelti sonus, ma funti fonemas, poi serventi a distingui fuori su denti sentito differenti. Poi ciucciai, no è cuccai, funti du fuori differenti. E dunque se noi depeuso in un alfabeto, in uno standard, in una norma, te questa maniera di indicare su fonema c, che indica da questo fuedo, cerri, ciccia, ciucciai, e su fonema c, po, kerri, chicchia e cuccai. Calli litteras scioverai esti in tutto una convenzione. Podevo scioverai su Gioveosu. L'italiano ha fatto questo scevero questa prima riga, impera da poi sono sull'attalisi C con I ananti de A o U e sa C a sopra ananti de E I. Invece da questo sono velari Q impera da sa C a sopra ananti de A o U e ci pone sacca ananti de E I. Ma questo punti sceverosu che funti assolutamente libero e stanno chi sono autorità chi si vuole da fare questa norma poi di fare finza sarebbe differenti. Ponai Antonio Lepori ha proposto di imparare i C normali ananti a EI e imparare i C con sa zediglie ananti a o U o sa C e invece si imparare i K ananti da EI o sono velari ananti a EI. Ma tornano ai punti severosu assolutamente liberosu. Invece una cosa di importo è che su scritto depidi scerai fonemas ma non depidi scri e scerai differentemente is allofonus. Ita punti is allofonus punti maneras differenti di pronunziare su proprio fonema in locus differenti. Dunque, questo sono punti particolarità del dialetto. Faccio ci punti 4 esempi. Lo vai su primo, soli, sovi, sogui, sori, soi, soi, solli. Punti 7 maneras di pronunziare su proprio fueto. Questi sono punti fonemas. No, non potevo tenere 7 maniere differenti per scrivere su proprio fuello. Poi punti differenziati scelti al logos e non come te fuellos. Su secondo solo, sou, sou. E meda simile a su dedresi che stiai sono, son, son. E il fonema zavoita si sremeti pensa se vuoi rennesce a distingui i fuelli zavoita chi in muravera nanta son u e nanta so u ponai suono e solo non vuoi ti scrivi questa propria maniera siccome sa n o sa l non si intendi e non si deve descrivere. Ita aici e adesso ho scrittura fonetica, ma questa scrittura fonetica e adesso comprende a scelti dei saggenti di Muravera o dei Vilebuzzi. E mancai uno del Castello non li comprendi. Sa proprio cosa su dei 4. Luna, luna, luna. Deu bio meda finza sa manifestus de manifestadas de logo che tenti una grafia che su sono nasali non lo scrinti e scrinti può scrivere lua scrinti L-U-A ma L-U-A in sardo non è lua è lua e lua est un altro vuedo esti una matta dunque
Giuseppe, non potevo scrivere Mrajai. Guarda che Poi l'italiano fa pesca 2 volte, è il contesto che ti dà il senso. sì, certo, il suo contesto già è, però chi avevo su chi su vedo si comprendio in tutto il logo su finza chi fa la pronuncia o pacchetto differenti, poi su cercare devono informare questa scrittura. Dunque, se si regola narra chi non c'è un fonema differente, non ci deve essere un grafema differente, e stanno una maniera differente dello scritto. E dunque, questa norma scritta propone di po' impero formalisi una grafia scetti po' isallofonus. Dunque, esu agattai scritto scetti soli, aici come solo, aici come sono e aici come luna. Certo, questo uno può dire, ma questa è sta pronuncia del castello. Vabbè. Però esti su connotto, è finza su connotto letterario, è finza sa lingua dei cantatori, è finza sa norma considerata come plus elevata, come culta, poi via da sa norma dei cetus burghesus e aristocraticus del castello. E dunque questa norma deve essere fatta in maniera che tutti possano comprendi all'estero e possano finza prodursi in su scritto, sia in su scritto che in su quadrato. E che tutti possano imparare qua regolas, fonologicas e morfologicas claras, precisas e che faccia da dedusi e applicare che ne strobo. E che non sia troppo cervellosa o troppo stesiata della varietà del logo, che li depidi a risultare a capiare in qualunque maniera. E poi c'è una norma che sia da voi relata formali, si può di produrre e trasmetti idee e può uniformare questa brusaina che poi da pari sta gente di un popolo. Poi questa questione della pronuncia è meda brusu traballosa, poi normalmente in lingua statali questa norma deve finza una pronuncia precisa come in tutte le lingue. Poi in lingua di minoria, questa è una cosa che è più difficile, questo sono punti, ragioni si chiamano a consigliare che questa norma dengia da finza, questa pronuncia precisa. Poi tradotto sarà detto tipo di legge a questa propria maniera, che in scuola non potete essere legge a maniera differente dei professori, dei studenti, dei luoghi differenti, che finza in media, sa TV e sa radio, non potete essere legge a maniera differente secondo il dialetto de vida de su legidori, e finza se voi imperos esternus, uno studioso strangio o imperos internazionali si deve di presentare a maniera univoca. Ma poi questo sia da po' di sul latino, questo stesso studio che ha fatto Roberto Bolognesi, quando ha analizzato anche via da SLSC, faccia, Saliba Sarda Comune, faccia tutti i dialetti, e confrontando 200 fuedos, ha di tutti i dialetti campidanesi su Vianta Mera accanto su un satru, che i dialetti locudoresi su Vianta un paghetto bruso spagnauso, che vince sul locudorese si può dire in due aree, una bruso settentrionale e una bruso meridionale, e su Noreso si distaccava del bruso sul locudorese. Però se l'SC ci fia la posta proprio accanto dei dialetti sul locudorese meridionale. Dunque, come ti potevo fare a fare un scevero che accontenti da tutto? Devo pensare sul numero dei fondatori, sì? Oppure su primori politico, o su primori economico, su primori letterario. Torreoso a regolare su Ianna Soravia, solo agendo storicamente seguendo le linee di progresso della lingua. E questo è su standard, tu tenevo già il d'uso standard, poi da punti il corso dei scantatori, il corso della poesia, della letteratura. Noi proponevo, noi dell'Accademia del Susardo, proponevo uno standard ad una norma che sia fondata su questa partitura storica del suo connoto letterario del Susardo in due varietà di linguistica manna, sa locutorese e sa campidanese. È vero che questa partitura che da Castiauso proprio tecnicamente a maniera linguistica è idealizzata, poi c'è un continuum del dialetto sia da intro delle macrovarietà e sia tra una macrovarietà esatta.
però nemus e la podinaica in Sardegna ci possa essere vinza su uno vuedadori chi leggendo o ascoltando la poesia un conto o una cantata che si sia da non riesce da lascerà in poco secondo su chi gusto scritto per tocchi di questa varietà di locutoresa o campidanese. Poi da questa vintena dei isoglossas fonti linea chi parzinti una maniera di pronunziare con un'altra oppure una maniera di indicare un vuedo con un altro, questa linea, una vintena di questa linea che per toccano un numero numero di vuedo su del massimo impreo di ogni D e fonti isoglossas sia di razza fonetica sia morfologica, poi non hai questa variabilità lessicali, pranzi in tal maniera bruso manco orizzontali sa Sardegna in due metadisi linguistica, se l'assende in mezzo una che gli poteva una zona grigia del dialetto anche si isoglossas adotto su ghettatas a pari si ingrugiant e si confondenti in tre issas. Queste sono fonti due figuras, questa era provata a Deo, fonti is quattro isoglossas de fundorio, s'articolo plurali, is o sossas, s'avvelare chelu contra sa savalattale, celu, sa vocale da cabu, che è los, celus, e su pronomi personali lu a nord contra du a sud. E questa è sta zona grigia anche questi quattro fenomeni punnano a si incrociare i vari. Questa invece si è fatta Sabonama di Edoardo Blasco Ferrer che è funti 12 fenomeni che Prusomanco mostrano la propria cosa. C'è un'area a suso e un'area a manna in basso con due fasce murra e usannai grigia in mezzo. E dunque si sreviti questa due norma, vinza questa didattica, poi sa relata dessa varietà del logo con sta norma sua, è facile in meta, poi i dialetti sono funti e ci stesiaus di una norma unica che sia la podi immaginare. E sa regola di corrispondenza intra sa pronuncia del logo e sa dessa norma non donano a barrancos a imparare, che funti finza nel suo connoto letterario, non sono su sovi, ma duscieus che su connoto letterario, sa norma arta, esti con sa L, soli, non sono motto, ma duscieus che sa norma culturali prus elevata, esti mortu e non motto. Dunque è facile imparare che è un motto, ma posso tranquillamente scrivere morto. E dunque questo lo vado sempre rispettando e come te chi sia sa relata regolari tra suono e scrittura chi tutti i sardusu cali si sia varietà di vuedinti e cali si sia norma de pantadottai ad attenni proprio regola di corrispondenza e stanno che devo scrivo T depidessi prodotti sardusu che devo scrivo S depidessi prodotti sardusu e non come ti proponi LSC ponai che scrivi limba e però non su campidanese deve su ligi lingua e MB ponnoso deve di SNG non ci vuoi questo è su bruso che volevo pensare di degno in D a questo punto anche sta luta sta lingua sarda che sta cantando me su pericolo desisperdi. Effetti una politica seria di entrare in questa scuola, indicendo questa guardata del logo scritta con questa norma, questa macro varietà di cui accanto e con l'aggiunto dei becci su de Bibbia, accanto ai maistus, ad donare una furriata manna allo superitore del Susardo. Uno scanto di Eines già da Staneuso, questo a mano diretta esti sul libro che ho fatto con questo sponsor della provincia di Castello chi funti sa regola posta norma capitanese della lingua sarda che oramai medas antipubblicato del meda logos differenti sigidenti pronunzia differenti finza a Deo chi stiamo con pronunzia prosomanco de San Marmilla de Mogolu ha scritto su principeto e sa Salomè imperendi sta norma del suo capitanese e non credo che come te mogoreso mi possa intendi
smenguao dessa identità di mia. Questo invece, questo liburetto, è proposta da De Vagu, ed è una norma ortografica e stanno scelti questa corrispondenza tra suono e lettera. Dunque non è una norma linguistica, ma è una norma ortografica, e sagatta in mezza in fondo a Sasava. E questo è su che è bessi, che si traballando, finché si può donare questa norma sul locutore sicuro, che chi finché si è mono da dentro ancora, e sta accanto adesso pubblicare questo libro. Chi ha da tornare a piegare questa norma campidanese e ad appone pure questa norma locutonese. Posso benidore, certo, noi in modo potevo immaginare che forse si quando tutto santessi tornare a questa conoscenza e si impero vittiano dei due normas, sarà un po' di forse pensare di cercare un'unificatura che perde oramai già del uso del mill'anni. Chi sardo santa crea che sia di adesso preciso questa lingua in solo e in sa agattare di sicuro questa maniera per lo fare in pari. Grazie. È un discorso complesso che adesso Quando si intende pure, ma quando si intende mi adesso piace rispondere un montone o a seguire un montone del discorso delle questioni di punti stretti a principiare da schimmanti prezzerio Nareuso non va che voci. Proboci Non va che voci, dai. non ti fate scantanti si va a fare su troppo dunque e mi pongo troppo a casa sul microfono non c'è riesce a lì su questi in basso io voglio dire due cose da sei nati fai qualcuno dei spunti su che punti trattato su Sallei ne rendi come funziona la politica linguistica in antisi di essere approvata da Sallei e come funziona come più funziona il modo da Sallei e lei c'è stato un discorso che ha fatto il professor Marras anzi Dusu è nato documento che sono un po' di questione in sardo, poi insomma non tiene competenze, ma non abbastanti, e usanai rendi s'obiettivo su vini de su che li ottengono sul discorso a Sartaglia de su chi gli pretendio. Poi una scanta ragione si chiama esplicare. E poi in seguita ha fatto un altro discorso da piccios invece dei commenti da PDC Susardo, delle questioni dei variedadi, della norma unica, dell'SLSC, del suo che le questioni se documenti scritto Susardo possono influire in bene o in male in sa sorti, su determinio della lingua nostra. Non ho avuto che due questioni centrali in subato della lingua. Uno, sa competenza orali e sa capacità di una persona da guardare e finché su vatto che con un livello di competenza non usare mesana che non è né sul massimo né manca sul minimo di qualcuno che si può dare su usato può certe cose ma non può altre manca una frase ma un discorso intero oppure un discorso intero ella però chi è questione di domo con qualcuno parenti e chi è questione delle cose del domo, ma chi è questione che offende un discorso pubblico e pretende un livello usato pensando su chi deve imparare a scuola che viene a giuro e rende più sicuro imparare una lingua e s'altra usata invece su un più spago. Dunque, questa questione delle competenze orali e questa questione l'importanza della scrittura sul destino della lingua nostra. Questo è una volta, secondo me, sapremo che questione che non sapremo che questa questione della sagra di Ciudeo de Bruso di sicuro è questa di su standard. Sul 90% delle volte, forse sul 95, sul 97 delle volte, si chiede proprio un incontro a piccio della lingua negli ultimi 7, 8 o 10 anni pure, si questiona su standard di come si scrive.
Io sono convinto che la prima questione che invece del peso che stia in faccia è questa delle sovranità. Ed è in cui si è in suo pericolo vero, sa lingua sparessa. Questo problema che abbiamo sentito o volo varie volte sull'introduzione che ha fatto su Sindico e che ha fatto il professor Maras, ma forse usate di altre. Questo problema vero della lingua nostra è questa della competenza orale, del fatto che a noi questa competenza del suo guardare non sa vastidi può coprire tutto il campo in scala di noi e modo di imparare questa lingua. E l'altra cosa che è stata attaccata ai gusti, non si canto, è che mancai tenendo da questa competenza, noi da quanto da scioperare di imparare un'altra lingua. Poi a regione si c'era un esperto di psicologia, però la verità di esti che c'è stati a partire da, secondo me, chi dopo scioperare una data è stata chiesti entrare tutto da uno sulla televisione. C'è stato però un periodo storico del canoso e uso di CDU che ha usato chi scemo questionari dottos, in sandu, in modo che spalano tutto su questi questionari. Però se ho usato chi scemo questionari dottos, io ho deciso di una parte ed è imparare mascalmente con i pipius, con i questa generazione di seguidora di imparare italiano. Mentre che noi andavamo su chi si odeo, andavamo ma contento di su chi si però a figlio mio di un altro livello, potevano un altro livello deo di questione e di quello fetti in italiano, non in sardo. Poi tagaollo che isso cambia in marcia, che isso tenga un livello più alto di su chi tengo deo. E forse poi in su mondo anche se ho esausto funziona pure, ma in su mondo del suo tempo benidore no, questo è troppo vago, devo cambiare in marcia. Dunque questa tua scuola funziona un problema vero, non chissà che non sia una questione importante, è importante questo lavoro, però questo secondo me che non è una percentuale, la scrittura balli 20, questo balli 80, questa lingua esiste di quando si vuole. Poi, soprattutto da scrivere, è una maniera astratta di simbolizzare questo sono. Se voi non che ha studiato questa maniera di scrivere, pensa a usare un solo, leggendo questa cosa che è un disegno, no? Però uno che ha imparato a leggere interpreta come uno solo. Però questa questione più importante è soprattutto che noi stiamo perdendo questa competenza orale. È vero su che hanno Francesco, è vero su che in Calancuna di vita si può dare ancora, è vero su che Castello in tutto sta Sardegna è dato su questa gica del 2007, penso che questo riferimento che ha sulle lingue dei sardi, 40 che ha una percentuale alta del sardo, comprendete se tu vuoi essere usato, però finché che ne dà fatta questa indagine a comprendere bene che il sardo su quando uno sardo si domanda ma tu ci puoi dare, se tu comprendi tu ci puoi dare, uno finse vicino a una scantobrasi nella eia dove comprende che ci vuoi dare, poi è stabile come ti ci puoi dare, canto vuoi dare, e sapere dare estica. Questo una parte di questo da per essere lì già castiendita in maniera verticale, non si va uno stregio unico, anche se si canto docente, canto non docente, anzi canto anche declara questo del tutto da docenti. Ma si tocca avere canto è che stiano usando gli studenti oggi 80 anni e canto è che gli studenti studenti poi 50 anni e canto è che gli studenti e commenti gli studenti 30 anni e canto ci dà gli studenti studenti e comprendete gli studenti poi 5 anni o 6 o 7 anni più adesso non ti intendi in scuola. E sapere che si fa un'analisi di questo tipo fatta bene, nel senso che tocca averiguare quello che su data risposta e sta in di adesso. Poi ci andrà c'è casa che devo pubblico dell'Università di Castello che in luogo di andare a domandare a intervistare, ma tu dici che sto messo usato io o no. Ti donano, dici che sto messo usato io o no, e sono andata io. Andava in sardo, mi narra il commentare a cassetto in sardo, e in sardo si comincia a camminare assai rapido, oppure commenti si a diminuire il saldo, oppure commenti si e hanno a capire che lì è sul livello di competenza, alta, media, medio bassa. Chi si fa? Chi andava a castigare
il risultato delle analisi di questo tipo si vede che tutto questo ottimismo viene da questa agita fatta sul 2016 cambia a mera. C'è uno studio di Sistat che guarda su usato mera o pago o indi punti per pagare a metà. Tenga finché conto che questa è una agita fatta 2 anni fa in condizioni di usato che stimoi o le tenai in mera poi in suo territorio anche a Bivudeo questa interruzione che c'è stata proprio manco quando via più Deo quando c'è stato più fu andato ancora con i compagni miei un sardo ma Deo credo di essere stato uno dei ultimi anni anche in vita a girare di si guardare poi ci passa 10-15 anni e i spippi sono due stanati a Bruso tra essi in modo che ho usato andare a cercare in su capitale Castello, in zona di Castello, in vita che ci punta accanto a Pippioso, che dentro il Dagiano, che chi stanno a usare come il primo linguaggio, su l'esagatai paghissimissimo, un tutto carissimo, non serve per me, pago me, non è uso. Dunque, c'è una interruzione di questa trasmissione di competenza linguistica e questo è un processo che porta alla morte di una lingua. Cioè uno che in maniera mera già scontata, quando questa lingua non si impara a usare spippiuso, questa lingua è una data di morte che è prevedibile in maniera abbastanza precisa. E poi ci da aggiungere, questa data è questa lingua muore con l'ultimo che ci fa da questa lingua che si muore. Cioè che noi non da parola a spippiuso, quando si muore l'ultimo del nostro che da scidi, si muore questa lingua per il nostro. Chi andate a castigare sul discorso delle lingue in Wikipedia, ma da volta quando si questiona delle lingue, questa lingua è una lingua estinta, oppure se è una lingua via, ma da volta Ponnai è una lingua che ormai è staccata da questa estinzione, oggi è estinta, nanta, una cosa che è praticamente sinonima, non si impara più spippiuso, cioè non è questionato più con spippiuso, quella è una lingua, non è molto, ma manca parla. La questione centrale del suo usato è questa, sul fatto che noi uso interrompio su questionare questa lingua con il spippiuso. E secondo me uno che si pone su vini del vai bene a questa lingua usata, la prima questione che si deve porre in conto è questa. Torrai attivare, scrivete linguistica, poni in pratica con funzioni politica di rivitalizzazione. Torrai via una lingua che perdendo sabbia accesa. Si può fare questa cosa, ma non è facile. C'è anche uno che dice René, c'è anche uno che René si può per resuscitare in lingua che data molta del 2000 anni, con gli ebrei, non è una, ma gli ebrei fetici con René. C'è anche un altro che ha fatto un'operazione vince complessa e c'è tutto di inventare una metà di questa lingua e da vai camminare con il spessuso. Calancuno, punto paghissimo. Noi quando ci sono adesso Esperanto, non ci sono dovuti un esperimento fallito. Esperanto tra le lingue artificiali è uno degli esperimenti in parte a mancare Renescio, nel senso che si va ancora conferenze in Esperanto, noi veniamo a questa lingua dell'Europa, che anche parla tutti europei, però Calancuno una cosa si agatta ancora, non ci tanto bulliare ancora. Sul basco non va che ha fatto una cosa, c'era una lingua mera. Io sono prazzi a me in varietà, che a Giovanni non si comprende a pari, perché uno dica su questa biscaglia su questa zona francese. E Punta Renescio da fare una lingua unica che ha funzionato. Non è una lingua esattamente artificiale, potevo pure applicare del suo connoto letterario, però antidentale in varie maniere. Prima c'è stata una proposta che non è stata arricchita, poi hanno cambiato proposta, non va che dovuto centrali e sta andando innanzi, insomma, e poi funziona. E su così bene, il Paese Basco, che ai pezzi dei giovani si gestionano tra due lingue differenti. Tengono pure nasce come una lingua fetiscritta, ma fetiscritta è pochini pure avveso a fuori in un'altra maniera, ma pochini ad imparare in scuola questa lingua fetiscritta è diventata una lingua scritta orale, una scrittura, non esiste una scrittura che non tiene di questa maniera di essere ligia, una maniera veti, poi Calancuno da arrangiare, però ci deve essere in questa maniera
fisiologica di si dice. Ma torno a questa questione, come si va a risolvere? Come si vuole trasmettere una lingua da una generazione all'altra generazione? La prima maniera, questa per naturale è questa che ha funzionato sempre in Vincenzo, cioè questa che su babà e sa mamma tu puoi dire con i figli, anda bene, ma chi su babà e sa mamma non lo vuoi tanto con i figli, poi tanto uscendo a guardare, oppure su uscendo a guardare ma mali e disegni per usare bene, oppure punti stretti abituati di aici, oppure antidicidio del nordoli guardare, e manca io. Però ci dai che su un paio. Sa seconda possibilità di cosa che uno chi non vuole da con suo papà e sua mamma due questioni di però con ischi punta accanto a sua famiglia, non che uno con suo papà e sua mamma questiona italiano, però questiona con i saiaius oppure con uno zio, oppure con i fratelli, oppure con i amici, oppure con i vicini di uomo, però praticamente ogni dì, non ogni 2 anni, praticamente ogni dì uno questiona con ischi punta condizioni. E le condizioni sono precise. I bascos hanno fatto 10, però in Paesi Bascos, quanto bascos studia in scuola, 70% delle scuole in Paesi Bascos fanno praticamente sul programma in tutto l'orario curricolare davanti in basco, fuori delle ore di inglese e di spagnolo che si vanno in sa lingua che punti imparenti, in spagnolo, in castigliano o in inglese. Però c'è 3 modelli, però già i dottori studiano tutto in basco. Chi sa scuola va di 4-5 ore a sadi di impreo di questa lingua possa avere colazione di materia del suo curriculum, in Sandus è possibile. Poi in Guni pure medas dei che studiano tutto in basco, poi fuori andano un mozzoro che studiano su spagnolo, andano a essere con gli amici d'un solo e fuori andano su spagnolo con gli amici d'un solo. Castigliano è una cosa che è similare a questa succede in Irlanda. In Irlanda pure c'è le scuole anche studiano tutto in irlandese, poi nessuno, manco uno dei gustus, quando pure era domo, che studiano irlandese. Fuori di uno scanta bidigetta che punti in tutti i mazzi dove si va. Però, sa condizione, pochi sa scuola, torri a fare bivi una lingua che è morendi e questo che ci sia una quantità di ore di imparo che esti a su manco di un terzo dei soldi di banti, ma a su manco un terzo. E stanno ma pago. Ci deve essere su manco una D, anche se ma devo andare 2 D a sta gira, anche se vai tutto in salino che deve imparare. Sa normalità di esti che si va a su manco sa mettare. Sul modello non dei ladinus, in Alto Adige, anche accesso bilinguismo italiano e tedesco, si fa in maniera che si prazza esattamente a metà. Metà orario si fa in italiano e metà orario si fa in tedesco. In scuola di Spippiuso si prazza di intrese. I Spippiuso prima entra in prima elementare, fa in maniera che uno che studia sul ladino in domo ti impari sul tedesco e sull'italiano, che uno che studia sull'italiano in domo ti impari sul ladino e sul tedesco, e che uno impara sul tedesco ti impari sulle altre spese. Quando uno entra in prima elementare, tieni di già queste competenze orali pocante possibili in tre varietà. Poi in prima elementare comincia a iscrivere e possa scrittura invece si torna a cominciare da che vuoi da un domo, poi da seconda elementare torna a cominciare metà perfettamente in tedesco e in italiano e poi una scantora dipende dalle istituzioni in ladino, si andrà in avanti in maniera che uno sia perfettamente trilingui e in inglese, quadrilingue. Però questa questione della lingua è giusta. E poi andiamo ancora in Adige, ma non in Sardegna. Su questa questione di una lingua che andando fuori dalla conabilità, in Baroni è vero, in Orgosolo è vero, forse non lo è vero, ma se la questione di un 5% della Sardegna può essere ottimista. Poi tutto il resto noi di Aici. Pipioso che questione che usato come lingua veicolare normali, punti vaghissimi. Il tavolo di fare. Ci davvero se vuoi in Sardegna a tenni a tornare con bici babus e mammas a questionare se usarlo con i figli. Boh, finza sei modo se ci ho tentato a su manco dei 40 anni, con una lei posso usarla su manco dei 20 anni, su 20 e passano, sono 97, sa 26, 21 anni. Poi ma non ci sono per un luogo. Una delle cose che si ha
Bacchis Bandino, quando ha chiesto uno dei schidanti iscritta, quando in commissione del preguntavo, e chi fessi di questa cosa, questa prima cosa che non funziona, è un augusto, non so. Io ho fatto nascere questa lei, poi dovrai a invertire questa tendenza a abbandono di Susardo. Non c'è stata manco una singola comunità di questa sardina che ci sia usato dunque è una cosa che potevo pensare, una campagna informativa. Carlo mi ha fatto uno spot che si era videolino, un figlio lui fa da Susardo. Su spot evasivo, se effetto del convinci i agenti, forse non funziona come per la responsabilità. Questa questione è che hanno ottenuto questa possibilità di iniziare un po' come strutturata questa scuola, un po' come questa volontà di politica, se questo hanno già troppo bene. E non ha ancora cominciato a fare delle sale. Questa volontà di politica è questa struttura dei docenti, di cesti, pochi si impari su Sardo in i studanti di ora, e questa volontà di iniziare del babbo e mamma. Dosi ci sono anche un dato, dunque, in il locus anche se fa politica linguistica e funziona, si parte da una quantità di classi possibili, anche se si impara da questa lingua, che normalmente è sempre prudes a metà, a su 100%. In Corsica, Bornai c'è su 40 su 60% delle classi, e anche cominciamo a scantare. Anche si impara da questa lingua corsa, un po' una scantora. Il ladino è obbligatorio, assume anche una scantora del ladino. In Paese Basco si comincia a parlare l'80% delle scuole si fa tutto un basco. In Sardegna noi abbiamo preso a manco 13.000 classi a Cropioco. I discorsi della lingua sarda che si offende, i moi funti 230 funti cursus di 2 ore che durano 2 mesi e mezzo su sardo veicolare. 230 pizzo di 13.000 fei su conto altro su quanto è, sta ribauso a su 2.500. 2.500 anche in ogni classe, però vedo su 1/3 dell'anno scolastico, non è che facciamo tutto l'anno. E in questo terzo dove vedo po' 2 ore a sagita. Chi non ha come obiettivo questo di arrivare a 2 ore a sagita in sammentare delle classi, questa quantità di ore da moltiplicare per 10 e arrivare a su 25%. Per 20 e arrivare a su 50% su 2 ore, ma poi dopo si arriva a tutto l'anno e moltiplicare per 3 e fa per 80. Cioè, su tanti che si offendi io, poi arrivare a un livello minimo, con su quali non impara che stiamo in saldo, poi da uno che fa 2 ore a sagita non impara a salire. Io ho 3 ore